Squadra che vince non si cambia. O almeno qualche aggiustatura ci sta, ma l'ossatura di un gruppo vincente non si può smantellare, men che meno in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo. Ed eccola la squadra di Luca Zaia. La vicepresidenza va a Elisa De Berti, che si occuperà di affari legali, lavori pubblici, infrastrutture e trasporti. In rigoroso ordine alfabetico c'è poi Giampaolo Bottacin, cui viene confermata la delega alla protezione civile e che dovrà gestire temi di grande importanza come il clima, l'ambiente e il dissesto idrogeologico. La new entry è quella di Francesco Calzavara, cui vanno i referati a programmazione, attuazione del programma, rapporti con il Consiglio regionale, bilancio, patrimonio e affari generali. Confermatissimo pure Federico Caner, che si occuperà ancora di turismo e che raccoglie il complicato assessorato all'agricoltura. Per lui anche fondi europei e commercio estero. Al rodigino Cristiano Corazzari sono andate le deleghe a territorio, cultura, sicurezza, flussi migratori, caccia e pesca. Confermata poi Elena Donazzan alla formazione, all'istruzione, al lavoro e alle pari opportunità. Sanità, servizi sociali, programmazione sociosanitaria sono saldamente in mano a Manuela Lanzarin, già assessore alla salute, in questa drammatica parentesi legata all'emergenza Covid. Torna in sella anche il padovano Roberto Marcato, che avrà il difficile compito di gestire lo sviluppo economico, l'energia e la legge speciale per Venezia.